programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Da Castello San Salvatore nel Trevigiano comincia questa nuova puntata di Cronache Trevigiane che vi parlerà di una manifestazione molto particolare, il Veneto al 300%, assieme ad AIS, Associazione Italiana Sommelier. Ecco il presidente Dino Marchi. Parliamo di questa manifestazione, in cosa consiste? Consiste nient'altro che attraverso lo slogan il Veneto al 300% non voglia dire che presentare 100 cantine e 300 vini. Vini che sono stati selezionati dai nostri degustatori ufficiali in apposite commissioni di degustazione. Noi pensiamo di rappresentare in questo modo anche attraverso una guida. È giusto che una guida vada un po' rivolta a tutta la professionalità che c'è nel Veneto, quindi ristoratori oltre che ai nostri soci. Chi ci segue da casa magari si domanda, ma per diventare sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier come si deve fare? Nient'altro che rivolgersi a noi come associazione perché ci riteniamo forse più organizzati, ma del resto i nostri criteri di sviluppo dell'educazione attraverso i corsi la ritengo anche qualitativamente molto importante, ormai ben sviluppato anche il programma per quanto riguarda didattica. E voglio dire appassionati li chiamiamo tali, curiosi li chiamiamo tali, però è anche un investimento che loro fanno per quella che potrebbe essere una professione. Allora io la ringrazio, Cronache Trevigiane invece ha capito che queste opportunità ci sono, noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache, poi parleremo di indotto del mondo del vino con due personalità davvero importanti, rimanete con noi. 350 ristoranti, 170 grandi vini e una selezione di formaggi, tutti esclusivamente made in Alpe Adria. Presentata al centro commerciale Conè di Conegliano, con un evento di assaggi e degustazioni, la guida Magnarben 2012 stila la classifica delle migliori cucine di quella vasta regione, che fonde in sé la cultura italiana e veneziana con quelle balcaniche e del nord Europa. Giunta ormai alla 16ª edizione, è firmata dall'Associazione Magnarben di Conegliano. Il presidente Maurizio Potocnik spiega tutte le novità. Ne esce una guida cambiata nella sua veste grafica e anche nei contenuti, sono molto più approfonditi. Abbiamo deciso dopo 16 edizioni di dare dei premi, ma abbiamo deciso di dare anche una nostra valutazione dopo tanti anni che andiamo su e giù per questa meravigliosa Alpe Adria. La classifica delle eccellenze espressa in piatti e bicchieri affianca ristoranti prestigiosi a piccole realtà gastronomiche, come trattorie e osterie. Vincitore di quest'ultima categoria, l'Osteria Due Spade di Conegliano. Dietro il bancone da 23 anni il signor Checco. L'osteria ha 300-400 anni, su una location molto importante, centrale di Conegliano. Un po' il prosecco che è un bel traino per noi, un po' la musica che facciamo dentro. Ma da me mangiano un buon piatto unico che può essere di carne, il primo piatto importante. Dei cicchettini simpatici, degli affettati importanti o meno importanti, che sarebbe mortadella, un po' più da comunista, diciamo. Nel catalogo conferme di qualità, ma anche alcune sorprese, come spiega Potocnik. Delle cose nuove molto interessanti a Verona. Ho scoperto il Pedin che l'ho voluto proprio premiare, è un bel rifugio, sono delle persone veramente straordinarie. I grandi vini dell'Alpe Adria sono stati scelti e descritti dall'esperto Gianpietro Comolli. Con la collaborazione della giornalista Cristiana Sparboli, Potocnik ha curato la sezione della ristorazione. Rientriamo in questo studio ideale in compagnia di AIS, questo Veneto 300%, siamo in compagnia di Piero Garbellotto dell'omonima famiglia di costruttori di botti dal 1775, mi diceva a microfoni spenti, e Carlos Santos di Adamorin Cork Italia, leader mondiale nella produzione di sughero. Allora, siamo ad analizzare con queste due persone molto autorevoli ovviamente l'indotto del mondo del vino, che non è solo cantina, non è solo vigna, ma è molto molto di più. Ho detto bene? Ha detto bene, perché l'Italia è uno dei più grandi produttori al mondo di vino, ma è anche il più grande produttore al mondo di macchine enologiche, quindi una filiera che si lega al mondo del vino, una filiera che non sta risentendo molto della congiuntura economica, quindi una filiera che può creare occupazione e benessere per tutti.
Certamente, e la questione è che pur amando, chi non la ama, la tradizione, noi però con la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione ovviamente miglioriamo anche le condizioni e facilitiamo ad esempio il consumo del prodotto, insomma ci sono tutte delle questioni aperte anche per dare lavoro poi alla gente che abita nei territori del vino. Per noi il sughero non è solo un prodotto della storia, è un prodotto di modernità. Noi pensate che in un anno abbiamo brevetato nuovi 14 prodotti estratti dal mondo del sughero che passano dalla cosmetica alla farmaceutica, dal design all'industria automobile, dall'industria aerospaziale all'industria dei trasporti. Per cui sughero è anche una materia del futuro e questo genera ovviamente occupazione. Allora, la ringrazio davvero, anche la botte, no? Si pensa che sia sempre la stessa, invece l'evoluzione ci fa capire che c'è innovazione e ricerca. La botte nella forma è sempre la stessa come la conoscevano gli egizi nel 1500 a.C., nelle sue capacità intrinseche di cedere sostanza aromatica al vino, di accompagnarlo nella sua evoluzione sta cambiando, cambia grazie alla ricerca, col Consiglio Nazionale di Ricerca del Legno, cambia grazie alla messa a punto di nuovi blend di legno che meglio si sposano col terrier, con le particolarità dei vini che andiamo ad invecchiare. Allora, io vi ringrazio davvero per questa testimonianza, abbiamo capito quanto c'è da scoprire nel mondo del vino, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, tra poco l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato ai nostri microfoni, a tra poco. Un aiuto alle famiglie bellunesi in difficoltà. Ascotrade e Ascopiave hanno rinnovato con i sindacati locali, attraverso la loro partecipata BIM GSP, l'offerta di sconto sulle bollette del gas, un contributo da 200.000 euro che si traduce in uno sconto di 10 centesimi a metro cubo, disponibile per lavoratori, pensionati e famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro, dietro presentazione di un'attestazione ISEE. Fulvio Zugno, presidente di Ascopiave, riassume lo spirito dell'iniziativa. Vuol dire un risparmio complessivamente di un 15% sulla bolletta. Certamente non è una situazione che risolva i problemi delle famiglie che hanno questo tipologia di problematiche, ma è certamente uno sforzo di un'azienda come la nostra, radicata nel territorio, di dare un contributo tangibile a una situazione che diventa sempre più di difficoltà per queste famiglie. La municipalizzata di Pieve di Soligo rinnova così un accordo in piedi ormai da qualche anno nel Bellunese, dove gestisce servizi idrici e gas per 31.000 clienti in 34 comuni ed è presente con 4 sportelli. Buono il bilancio 2011 dell'iniziativa, secondo il presidente Ascotrade Stefano Busolin. È un accordo che ha portato 450 famiglie bellunesi ad usufruire di almeno 50.000 euro di sconto complessivamente lo scorso anno. È un obiettivo che intendiamo superare con l'ottica del servizio, con l'ottica di dare una mano in un momento di crisi ovviamente. Sottolineerei il fatto che siamo di fronte a una società che è unica in Italia, in un momento di crisi pone una particolare attenzione nel proprio territorio. Potranno beneficiare dello sconto anche cittadini disoccupati, in mobilità o cassa integrazione. Per chi ha un reddito inferiore ai 7.000 euro lo sconto si sommerà a quello già previsto dallo Stato. Mario Leonardi, presidente di BIM GSP, sottolinea la rilevanza dell'opportunità. È importante far arrivare a tutte le famiglie bisognose questo accordo che consentirebbe loro di avere un risparmio significativo nel consumo del gas. E rientriamo in questo studio ideale ancora qui a Castello San Salvatore per questa manifestazione, iniziativa molto importante di AIS Veneto. Allora, buona giornata, Franco Manzato, assessore all'agricoltura del Veneto, a testimoniare oggi un convegno davvero particolare che ha dato anche fiducia al settore. Sì, fiducia al settore e fiducia sui giovani. Questo è un momento importante perché l'enologia veneta sta avendo una particolarmente fortuna in questo periodo, però si sta sempre pensando al dopo, come proporsi con prodotti di altissima qualità nei mercati internazionali, ma anche come sfruttare la capacità e la voglia dei giovani di intervenire in questo settore per essere sempre all'avanguardia in termini di innovazione e di ricerca. Ecco,
Parlando di AIS, ovvero dell'Associazione Italiana Sommelier, dicevamo prima il Veneto è fortunato perché ha questi interpreti del vino che sono i primi testimonial, i primi che fanno innamorare, diciamo, i consumatori del vino veneto. Non si parla più di un'associazione che si aggiunge a tutto ciò che stiamo facendo, ma si parla di un'associazione che fa parte integrante di tutto un sistema veneto che si presenta in maniera compatto. Cronache Trevigiane sta terminando la prima parte, nella seconda, assessore, lei è anche assessore ai parchi veneti, parleremo di Cortina e di un parco davvero meraviglioso, tutto da scoprire. La vostra strategia è quella di aver unito 5 parchi regionali, coinvolgendo anche il sesto parco nazionale, per parlare al consumatore del territorio in modo univoco. Sì, è un'operazione che abbiamo fatto partendo innanzitutto da un'analisi del settore. L'analisi del settore che indica che i parchi, alcuni sono conosciuti, alcuni meno, ma che hanno nella visione delle famiglie delle caratteristiche molto precise, la capacità di poter offrire un'enogastronomia che è legata anche al paesaggio. E questo cosa significa nel futuro? Significa promuovere queste strutture a livello nazionale, lo vedrete in questo 2012, offrendo non solamente la bellezza paesaggistica ma tutto ciò che offre il parco al proprio interno. Io la ringrazio davvero, assessore, grazie davvero, e Cronache Trevigiane allora si ferma qui, una piccola pausa e poi andiamo a Cortina a vedere un territorio davvero straordinario. La Proloco di Morgano vi invita a tavola con l'asparago di Badoère IGP, sapori primaverili in 9 serate, tutte da gustare. Lunedì 2 aprile appuntamento a Dosson di Casier all'Osteria alla Pasina. Per informazioni www.prolocomorgano.it. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. La Proloco di Morgano vi invita a tavola con l'asparago di Badoère IGP, sapori primaverili in 9 serate, tutte da gustare. Lunedì 2 aprile appuntamento a Dosson di Casier all'Osteria alla Pasina. Per informazioni www.prolocomorgano.it. Seconda parte di Cronache Trevigiane, come promesso in trasferta, siamo a Cortina, questo sarà lo studio ideale delle prossime interviste e siamo con il presidente del Parco delle Regole. Buona giornata Presidente. Grazie altrettanto. Allora, un territorio straordinario, un territorio amato dai trevigiani, lei mi diceva poc'anzi a microfoni spenti, qualcuno da lassù ci ha guardato e ci ha dato tanto. Ci ha dato tanto e soprattutto ci ha dato anche la voglia di poter valorizzare e dare la possibilità, oltre che ai trevigiani ma soprattutto ai veneti in genere, di poter venire con una certa facilità e godere di queste fortune naturalistiche. Qui all'ombra del campanile, proprio in centro a Cortina, c'è la Casa delle Regole, che è la vostra casa. Esatto, la Casa delle Regole, che è poi la base e il fondamento delle istituzioni regoliere, dove il patrimonio antico è stato dato ai vecchi residenti, parliamo di tanti anni fa, di 1000 anni fa, e che loro lo devono gestire con un grande amore per salvaguardare il patrimonio. Il vostro parco è molto ben organizzato, tantissime possibilità di escursioni e anche per le persone non autosufficienti. Voi ci tenete molto a sottolineare questo. È una delle cose principali, in quanto se si vuole che le persone apprezzino la natura devono poter partecipare tutti e poter avere la facilità di poterle godere e raggiungere con estrema facilità. Allora,
Ora lei ci mette nelle mani di una guida che ci porterà a fare delle escursioni, anche ad incontrare un personaggio molto particolare. Vedremo se Ghedina rispetterà, Christian Ghedina, l'appuntamento, va bene? Allora noi abbiamo fatto in modo che oggi che siete venuti, abbiamo fatto in modo di farvi incontrare con Christian Ghedina, che per noi rimane ancora l'atleta più importante, ma soprattutto perché voi, andando su alle Cinque Torri, lui potrà meglio illustrarvi anche le caratteristiche delle piste che d'inverno noi offriamo ai nostri veneti. Allora, io la ringrazio davvero Presidente, grazie per queste chiavi ideali del parco. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi comincerà un'escursione. A tra poco. Un'industria Treviso e Veneto Banca con Claris Factor a sostegno delle piccole e medie imprese della marca con un nuovo plafond da 30 milioni di euro. L'accordo firmato a Palazzo Giacomelli tra il presidente degli industriali Alessandro Vardanega e l'amministratore delegato del gruppo Veneto Banca Vincenzo Consoli è uno strumento per dare nuovo slancio al tessuto imprenditoriale del territorio in un momento in cui la crisi si fa ancora sentire. Alessandro Vardanega, presidente di Un'Industria Treviso. Questo accordo va proprio in quella direzione di individuare risorse finanziarie aggiuntive rispetto a una liquidità che non circola, che fatica a girare anche nel nostro territorio, nel nostro paese, ma soprattutto è un accordo che vuole anche avviare un cantiere finalizzato a definire nuovi strumenti finanziari, quindi nuove forme di finanziamento, nella misura in cui quelle tradizionali oggi possono avere un costo più elevato, quindi è nostro dovere assieme alle banche trovare nuove modalità di finanziamento che possano rispondere ai bisogni ma allo stesso tempo essere competitive sul fronte dei costi. 2 le modalità di finanziamento. I primi 15 milioni con un massimo di 500.000 euro a impresa sono destinati alle PMI associate a Un'Industria Treviso per operazioni di anticipo salvo buon fine su estero, per anticipo fatture Italia e finanziamenti di import e fornitori. L'altra metà è per le imprese che vorranno recuperare crediti soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, spesso in ritardo sulle scadenze. Attraverso il factoring possono cedere infatti il diritto dei crediti con un minimo di 100.000 euro a Claris Factor, società del gruppo Veneto Banca, in cambio dell'anticipo dei crediti stessi. I dettagli nelle parole dell'amministratore delegato Vincenzo Consoli. 2 modalità, mi soffermo in particolare sulle anticipazioni attraverso il factor, la fattorizzazione. Ritengo che sia un accordo importante perché la cessione dei crediti la possiamo fare anche pro soluto, cioè l'imprenditore può scaricare direttamente dal proprio bilancio i crediti e anche il rischio che va a gravare, che va poi ad essere della società di factor, e questo mi pare possa essere una buona cosa, sia perché si trasforma un credito in liquidità immediata e poi abbellisce anche il bilancio perché toglie una parte di attivo. Così, spiega ancora Vardanega, le imprese trevigiane hanno una possibilità in più per mantenere la propria competitività. Noi crediamo che, trattandosi di un diritto, questo diritto possa rappresentare una forma di finanziamento nella misura in cui l'istituto potrebbe sostituirsi al creditore anticipando questo credito ed esigendolo nella misura in cui la pubblica amministrazione poi sarà disponibile a pagare. Le imprese sono disposte a farlo, nel senso che sono disposte anche a pagare gli interessi su questo credito che verrebbe ceduto alla banca, quindi in una situazione che sarebbe di per sé paradossale. E come promesso, eccoci in questo secondo lancio della seconda parte di Cronache Trevigiane. Siamo saliti in escursione qui sopra Cortina alle Cinque Torri con la nostra guida, la guida del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Manuel. Allora, quanto offre questo parco? Offre sicuramente un territorio magari anche poco conosciuto proprio dai veneti, perché è emozionante salire ad esempio qui alle Cinque Torri. Si arriva in prossimità del parco con delle strade molto frequentate, ci si arriva con la macchina, si lascia la macchina proprio all'esterno del parco e dopo si può usufruire di tutta l'area a piedi, in bicicletta, a cavallo. Durante la stagione invernale si può andare con gli sci da fondo, con le ciaspe, con i sci d'alpinismo. Si possono raggiungere tutti questi splendidi rifugi e queste splendide maglie che sono aperte quasi tutto l'anno. Ecco, ci sono sentieri poi a misura proprio di famiglia, no? Mi raccontavi, dove anche i bambini possono trovare soddisfazione. Sì, ci sono sentieri molto ben mantenuti, ben segnalati.
che possono essere fatti da chiunque, anche dai bambini più piccoli. Se non ricordo male sono 11.200 ettari di parco, qui siamo invece alle 5 torri, davvero dà emozione salire qui, facilmente raggiungibile con una seggiovia. E qui si possono da questo versante ammirare a 360 gradi tutte le bellezze che ci stanno intorno, dalle montagne che ci si trovano a sud a quelle più a nord, che sono il gruppo della Tofana, e si trovano proprio tutte quante queste qua all'interno del parco. Vi ricordo che l'impianto è aperto comunque anche durante la stagione estiva, e oltre ad ammirare queste bellissime bellezze naturali si possono visitare anche i musei all'aperto della Prima Guerra Mondiale, e perché no magari fermarsi anche in rifugio a mangiare le specialità ampezzane. Certamente, allora io ti ringrazio davvero e continueremo questi percorsi, le immagini d'altronde stanno parlando chiaro. Ora ci fermiamo per una piccola pausa con un servizio di cronache trevigiane e poi un testimonial particolare che riesce a parlare con il cuore di questi luoghi, un campione dello sport, dello sci, Cristian Ghedina, tra poco ai nostri microfoni. Superstrada pedemontana e opportunità di sviluppo, recita il titolo del convegno organizzato dalla Confartigianato di Asolo Montebelluna per stimolare una riflessione sulle ricadute di questa importante arteria per il territorio. Nella pedemontana, infatti, la popolazione è cresciuta 3 volte di più rispetto al resto del Veneto negli ultimi 50 anni, come documenta uno studio commissionato dall'associazione. Per questo, afferma il presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna, Stefano Zanatta, la superstrada è diventata necessaria. Attraverso questa arteria è il grande impatto che avrà, perché non dimentichiamo che avrà dell'impatto, e noi speriamo che urbanisticamente ci sia un certo riordino. Spero che i sindaci si mettano una mano, per così dire, nella coscienza, magari operando in rete per verificare le possibilità che ci sono. 95 chilometri che stanno da fare, questo l'appello di Confartigianato alle istituzioni e ai comuni dell'area per non perdere importanti opportunità di crescita economica e sociale, il tutto secondo un modello di sviluppo sostenibile, auspica l'assessore provinciale Michele Noal. In un momento come questo di crisi è la vera occasione per un territorio che possa reinventarsi, è un'occasione però che dobbiamo anche saper cogliere insieme alle amministrazioni, insieme alle associazioni di categoria, per uno sviluppo del territorio un po' più coerente a quel famoso ragionamento legato allo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile che vede Confartigianato impegnata in prima linea su diversi fronti infrastrutturali. Secondo il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Mario Pozza, la superstrada è l'unica soluzione. Noi esattamente è parecchio tempo che siamo impegnati, vedete c'è la questione della pedemontana, questione di insediamenti di Barcon e di Ikea, in quelle situazioni lì però ci sono delle alternative che si possono sviluppare, aree artigianali industriali da recuperare, aree artigianali industriali che non sono ancora del tutto occupate, per cui c'è una variante, qui non c'è una variante. Un'opera fondamentale che cambierà radicalmente il volto del territorio. L'impatto tuttavia è governabile con gli strumenti adeguati, afferma il professor Paolo Feltrin dell'Università di Trieste. Ci vorrebbe un'autorità di bacino a cui sottoporre tutti i progetti insediativi, urbanistici, residenziali, commerciali, direzionali che vogliono insistere sull'area, in modo da dare un minimo di razionalità allo sviluppo inevitabile urbanistico che ci sarà, altrimenti va a finire come la Milano-Bergamo, una lunga fila di capannoni da una parte e dall'altra della statale. Intanto i lavori per la superstrada pedemontana proseguono, assicura l'assessore regionale Renato Chisso. Sono 4 anni e mezzo di costruzione, quindi nel 2017 avremo completata l'opera. E rieccoci allora per le conclusioni, come promesso, qui dalle 5 Torri sopra Cortina, un ospite d'eccezione a parlare di territorio, Cristian Ghedina, che saluto. Grazie Cristian per aver onorato questo appuntamento anche con cronache trevigiane, e abbiamo anche Mauro Giovanni Viti, dirigente dei Parchi Veneti per Regione Veneto ovviamente, col quale è interessante capire con lui come da uno studio con SVG Regione Veneto sta
sta lanciando una promozione dei 6 parchi, 5 regionali più 1 nazionale, proprio ai veneti. I veneti tante volte guardano più in là e hanno dei tesori sotto casa, è così? Assolutamente, ci siamo resi conto che purtroppo i veneti conoscono poco questi gioielli che abbiamo e che sono veramente incredibili, tutti diversi uno dall'altro. Qui oggi siamo in un ambiente incredibile di Dolomiti bellissime, e poi abbiamo il Delta del Po, abbiamo la Lessinia con le sue montagne particolari, l'asta del fiume Sile, abbiamo i Colli Euganei e poi abbiamo il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che è altrettanto bello. Quindi il nostro sforzo è promuovere e valorizzare questi gioielli. Ecco, voi intelligentemente avete anche deciso questo, di coordinare la promozione. Tutti i 5 parchi regionali devono parlare con lo stesso linguaggio e aiutarsi a vicenda. Dobbiamo far sì che chi viene a visitarli abbia voglia di stare 2 o 3 giorni in uno, 2 o 3 giorni in altro. Quindi sistema a rete, collegamenti, scambi, dobbiamo veramente fare in modo che siano una meta quotidiana per i veneti e non solo per i veneti naturalmente. Allora, Mauro Giovanni Viti, grazie davvero per questa accoglienza. Cristian Ghedina parla di solito di questo territorio solo il tuo sorriso, dice quanto ci tieni, quanto cuore, quanta passione per questo territorio. Ho veramente la fortuna di essere nato e vissuto sempre qua, e come ho detto tante volte, per me ritornare qua nelle mie montagne, anche magari andare a farmi una camminata col mio cane nel parco, è motivo di ricaricare le batterie. Adesso ci troviamo nel parco, anche qui si può andare anche con gli sci, ci sono delle piste fantastiche, chi meglio di me poi dopo per andare sulle piste può dare un consiglio. Eri tu che sciavi, non era una controfigura che scendeva. No, ero io, insomma. Sì, mi diverto ancora, anche se ormai abbiamo smesso di fare le gare, però è sempre bello sciare, scio molto meno, ma... Un esempio Cristian, tu dicevi prima emozione, ma dovete venire qui e toccare voi con mano. Allora, una stretta di mano da parte mia, grazie Cristian per l'accoglienza. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata ma di parchi regionali del Veneto, ne parleremo anche nelle prossime puntate. Intanto Cronache Trevigiane tornerà come sempre la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.